Esce in macchina, non vuole parlare. Mohamed El Barbri, marito di Samira, la 43enne marocchina di Stanghella, a differenza di 15 giorni fa, non se la sente di commentare. Domenica mattina ha ricevuto la telefonata dei carabinieri. Un corpo di donna in avanzato stato di decomposizione era riaffiorato dal mare davanti alla costa polesana. Il timore che sia Samira glielo si legge nel volto. Lunedì mattina lo hanno visto nel bar del paese. Stava andando dai carabinieri, questo mi ha detto non lo so, a fare cosa e perché. Tutti a Stanghella commentano la notizia. Il mare in burrasca davanti alla spiaggia dell'isola di Albarella restituisce ancora resti umani. Il cadavere potrebbe essere quello di Samira, scomparsa lo scorso 21 ottobre. Tutti se lo chiedono. Secondo i primi rilievi della Guardia Costiera di Chioggia, che conduce le indagini, la morte risalirebbe a un mese fa circa, quindi i tempi corrispondono, ma ancora nessuna certezza. I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo senza vita dopo la segnalazione di un passante. Addosso aveva una maglietta e dei pantaloni, ma nessun segno distintivo o anello che la possano collegare alla mamma marocchina. Se Samira, di cui si sono perse le tracce dopo che era uscita ad accompagnare la figlioletta di 4 anni all'asilo, fosse scivolata nelle acque del fiume Frattagorzone, è plausibile che possa essere stata trascinata fino ad Albarella. Gorzone si congiunge col Brenta e poi le correnti, in questo momento c'è stata acqua alta dappertutto, può darsi che l'abbia trascinato questo corpo, ma non si sa. Proprio di preciso non so, non saprei dire proprio di preciso. Sarà l'esame del DNA a chiarire definitivamente se si tratta di Samira o meno. Nei mesi scorsi Albarella era già stato teatro di macabri ritrovamenti, frammenti di ossa che avevano fatto sospettare si trattasse di Isabella Noventa, scomparsa nel 2016 da Padova e mai ritrovata, ma in quel caso gli esami forensi avevano smentito questa ipotesi.